Era residente a Oderzo, l'autotrasportatore che ieri ha perso la vita lungo l'autostrada A14 all'altezza del raccordo tra la Bologna-Taranto e la Milano-Napoli, poche decine di metri di distanza dal luogo in cui lo scorso anno si era verificata la spaventosa esplosione dell'autocisterna condotta da un altro veneto, un camionista in quel caso di Agugliaro nel Vicentino. A perdere la vita ieri è stato Gheorghe Pantea Moglan, 68 anni, romeno, padre di 4 figli, che abitava in via Padre Artico. Aveva appena concluso lo scarico della merce a Firenze e stava quindi ritornando verso casa. Il tragico schianto in cui invece ha trovato la morte è accaduto a Borgo Panigale e ha coinvolto oltre al suo un altro mezzo pesante. Entrambi i tir sono stati poi avvolti dalle fiamme. Il conducente dell'altro camion è ricoverato con traumi di media gravità. All'origine del sinistro il tamponamento da parte del mezzo condotto dal romeno di una bisarca carica d'auto, favorito con tutta probabilità dagli incolonnamenti seguiti a un incidente precedente.